Non solo sangue, in Veneto come in tutta Italia è forte l'appello alla donazione di plasma usato nella produzione di farmaci, plasma derivati in forte aumento. A lanciarlo è Fidas Veneto. Noi abbiamo evidente la carenza di immunoglobuline sottocutanee e intravena e che debbono essere fornite per garantire la terapia a molti e molti malati. Purtroppo la situazione attuale è che la carenza di plasma da alcune nazioni, quali gli Stati Uniti d'America, e comunque una certa difficoltà in Italia per sostenere questo tipo di domanda sta creando una certa difficoltà. Una donazione sicura, spiega il presidente Sgarabottolo. Ma la donazione di plasma è una donazione che viene effettuata con una certa periodicità, quindi si può donare anche sino ad un mese di distanza da una donazione all'altra. Viene effettuata in ambienti sanitari, quindi presso i centri trasfusionali, presso i centri di raccolta dei centri trasfusionali. Viene effettuata in un ambiente sanitario, quindi in assoluta sicurezza. Di fatto il sangue viene lavorato attraverso una macchina che estrae solo la parte liquida e quelle che sono le parti corpuscolate, quindi piastrina, globuli rossi e globuli bianchi, vengono reimmessi all'interno del corpo del donatore. Quindi è una donazione molto molto sicura. Un appello lanciato soprattutto ai giovani. È un gesto semplice che dà molto di più di quanto si possa pensare.